Oh ragazzi, buongiorno. Oggi sono qui ai piedi del Monte Bertiaga, altopiano di Asiago, diciamo un po' più a est del Monte Corno. Ragazzi, bando le ciance, faccio partire tutte le varie app, fitness, mi metto in cammino subito. Bene ragazzi, sono pronto a partire, qua c'è l'auto. Adesso non resta che seguire l'itinerario. Qui il sentiero inizia in questo modo, dolce, tranquillo, ben spianato, non si suda, eccezionale, per qualche ora avrò una tregua. Aspetta, qui c'è un bivio, adesso provo a vedere un po' dove conducono. Alla fine ho inforcato il percorso segnalato come GG1, vediamo dai. Un pino veramente eroico tra le rocce. Ah ok ragazzi, qui c'è una marghetta, ecco, questo non pensavo di trovarlo nell'itinerario di oggi. Sono il numero uno ragazzi, in modo ironico. Sono capitato a Malca Camporosignolo, che è l'itinerario che c'è su qualche video fa, ho sbagliato tutto. Al bivio di prima dove c'era la destra, non seguire il percorso guidato che mi ha portato proprio qui, ho sbagliato tutto. Ecco ragazzi, ho dovuto fare il marcia indietro e ritornare al punto del bivio. Ogni tanto ieri come che io. Allora ragazzi, qui al bivio giro su a sinistra. Porca miseria ragazzi, il panorama si è aperto da qui su e qua conco subito. Giù ragazzi, la chiesa lì è Lusiana. Da giù dietro l'abete dovrebbe essere Piazza Campana. Intanto ragazzi qui il sentiero si interrompe perché c'è l'entrata di una cava, ma attenzione, sorpresa,
Cava, il titolare Frello Antonio Silvano Lusiana. Ho paura che questi siano parenti di niente po' di meno che Giorginio Frello, che tutti conoscerete. Vabbè ragazzi, io proseguo di qua che c'è un'altra strada e vado avanti. Accidenti ragazzi, tutto recintato qui, ma porca miseria. No, ragazzi, è andato male tutto oggi. Comunque niente da dire ragazzi, meraviglioso il paesaggio, Tutti erano in acqua contemporaneamente. Ecco ragazzi, gira che ti rigira, sono dall'altra parte della cava, praticamente l'ho girata. Bene ragazzi, sono le 17:30, passate da poco, sono appena battuti i 7 km e adesso niente, faccio ritorno all'auto. Ecco ragazzi, questo è il bivio e adesso non mi resta altro da fare che di discendere. E rieccoci. Ebbene ragazzi, Relive mi segnala a 7,7 km, mettiamo come obiettivo raggiunto, ragazzi non è stata chissà che gran meta oggi, è una delle meno interessanti tra quelle fatte. Noi ci vediamo alla prossima, tra poco iniziano le ferie, si andranno a fare mete un po' più distanti, là sì ci divertiremo ragazzi, statemi bene e buona visione.